da Napoli con Massimo Golini. Buonasera. Ciao. Buonasera Pirlo, avete concesso veramente poco al Napoli nel primo tempo e soprattutto nel secondo, avete creato di più, però uscite con una sconfitta a 0 punti, che lettura può dare a questa partita? La lettura che hai detto tu, non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio, però abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, peccato non essere riusciti a trovare gol, però siamo contenti della prestazione, la prestazione che dovevamo fare, peccato solo per il risultato. Ecco, l'impressione ovviamente personale è che comunque nel primo tempo forse si è rivista per certi aspetti la Juve di inizio stagione, non dico poco intraprendente, ma nettamente diversa come approccio rispetto a quella del secondo tempo, ma dico anche del Napoli. Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla girava lenta, loro si posizionavano in modo da poter recuperare, quindi è stato quello l'unico problema del primo tempo, anche non avendo mai concesso occasioni al Napoli. Il secondo tempo siamo stati più intraprendenti, abbiamo creato di più, come ho detto prima, l'unica cosa che ci è mancata è stato il gol. Prima dello studio ho visto che finita la partita si è rivolto all'arbitro Doveri, non che ci sia stata qualche frizione, ma ha chiesto delle spiegazioni, non l'ho vista molto soddisfatto dell'operazione. Ho chiesto che se non ammonisce il portiere durante la partita continua a perdere tempo, solo questo. Studio. Ma perché considera dubbio quell'episodio? Ma perché se no non ci potrebbero essere nessun contatto in area. Se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore in tutti i campi. Volevo vedere se succedeva a noi un episodio del genere. Se fosse successo a voi, Billy? Sì. No, io credo è successo ad altre squadre. Lui dice fosse successo alla Juve, ovviamente, immagino, no? Cioè ci sarebbe... In che senso fosse successo a noi? Ci sarebbero stati molti più casini, molte più polemiche. Non so se ci sarebbe stato dato questo tipo di rigore, però andiamo avanti, siamo contenti della prestazione, adesso avremo una partita importante mercoledì, quindi adesso ci concentriamo su quella. Ma cosa vuol dire? Che c'è un trattamento diverso? C'è un'area diversa? No, sto solo dicendo che oggi gli episodi hanno fatto quello che dovevano fare. C'è stato questo l'episodio dubbio sulla doppia ammonizione di Lorenzo, però adesso non voglio parlare di episodi arbitrali che li accettiamo, però capita che tanti episodi possano essere fatti in modo diverso quando si gioca contro la Juventus, perché siamo ormai sempre sulla bocca di tutti, tante volte ci riescono, tante volte no, oggi è andata così, però dobbiamo guardare avanti. Billy? No, a parte che questo è un episodio che anche in passato in questo campionato, insomma, i rigori li è andato contro e il Milan è stato quello che 2 giornate fa l'ha subito. In realtà però, Andrea Pirlo, volevo andare un attimino, vado un pochino sui singoli, scusami, perché io non credo che sia stato forse proprio lento il giro palla. Avete sbagliato tanto, soprattutto là davanti, con, secondo me, prestazioni dei singoli non positive. Si può dire che probabilmente ci sono dei giocatori che in questo momento non ti stanno dando molto là davanti, Andrea? Ma no, hanno fatto la partita che dovevamo fare, è normale che quando giochi così tante partite un po' di poca lucidità capita, perché abbiamo fatto 15 partite in poco tempo e quindi è normale che ti viene a mancare un po' di lucidità, però hanno fatto un'ottima partita, sia chi è entrato, chi ha iniziato dall'inizio, come ho detto prima, è mancato solo la lucidità di concludere davanti alla porta. Paolo Condò? Andrea, avete segnato 41 gol fino a questo momento, che è il 6° attacco del campionato. E insomma, calcolando il vostro volume di fuoco, la vostra potenzialità lì davanti, secondo me è un po' deludente come numero di reti realizzate e spiega anche questa distanza dalla vetta della classifica, che dopo la sconfitta di adesso vedremo che cosa farà ovviamente il Milan questa sera, ma torna a essere rilevante. Ma abbiamo fatto dei gol che dovevamo fare, alla fine non è che la squadra che fa più gol alla fine dell'anno vince il campionato, non è detto. L'importante è creare occasioni, giocare di squadra, poi sicuramente se riesci a far gol uno in più dell'altro vinci le partite, però oggi, come ho detto prima, le occasioni abbiamo create, è stato bravo il portiere perché è stato il migliore in campo, quindi non ho niente da rimproverare ai miei attaccanti. Ma non hai l'impressione, scusami,
che forse io capisco perfettamente le necessità del turnover, soprattutto in un periodo di gare ogni 2 alla settimana come questo, però per esempio un giocatore come McKennie e la sua energia, la sua assenza si sente parecchio quando non gioca, scusami. Ma bisogna anche sapere le condizioni dei giocatori. Se non l'ho fatto giocare perché ha avuto dei problemi durante la settimana, già mercoledì contro l'Inter ha giocato gli ultimi 20 minuti non in ottime condizioni, e già tanto averlo portato in campo oggi e avergli fatto fare mezz'ora di partita. Matteo? Si manca la continuità a Pirlo, nel senso la sconfitta con la Fiorentina, poi 3 vittorie, sconfitta con l'Inter, 3 vittorie e oggi di nuovo sconfitta. Io sono d'accordo con lei che forse la Juve non meritava la sconfitta di oggi, soprattutto per il secondo tempo, però è chiaro che 3 sconfitte in 9 gare diventa un macigno grosso per il vostro campionato. Ma certo, sono sconfitte pesanti che si fanno sentire. Adesso la vetta è a 10 punti, potrebbe essere a 10 punti, però noi siamo contenti della prestazione. Il campionato, come ho detto, lo rivedremo a marzo. Noi dobbiamo continuare a fare questo tipo di prestazioni, perché solo giocando in questo modo poi le partite riesci a portarle a casa. Queste prestazioni bastano anche per fare strada in Europa o serve di più? Devi fare gol per vincere le partite. Se facciamo questa prestazione e concludiamo anche in rete, sono sicuro che le partite le portiamo a casa. Le sta mancando Dybala, Pirlo? Ho tenuto anche fuori Kulusevski per avere un cambio in panchina, non avevamo altri attaccanti, quindi era normale fare un po' di rotazione, però Bernardeschi ha fatto la partita che doveva fare, si è sacrificato, si è mosso bene. Peccato non essere riuscito a tirare meglio nel primo tempo, però era quello che avevamo chiesto. Dybala è un giocatore importante e lo stiamo aspettando, speriamo che torni presto. Al di là dell'amarezza per la sconfitta, riesce minimamente a essere contento per il suo amico Gattuso? Cioè, se deve scegliere uno contro cui perdere? No, sono contento per Gattuso perché è un amico, però preferivo vincere e portare a casa i 3 punti. Grazie Andrea Pirlo, in bocca al lupo per l'Europa. Grazie. Grazie.